Buonasera, l'anteprima di Rosa e Nero, subito con Flavia Graziano accanto, e questo vi fa capire, ben trovata Flavia, ciao, Luca, buonasera. buonasera a tutti. Questo vi fa capire che è una puntata assolutamente speciale perché c'è un ospite speciale, dunque abbiamo un po' voluto cambiare anche le posizioni in campo, un po' come fanno tutti gli allenatori, quelli bravi, e noi abbiamo cambiato postazione. Fra un po' lascerò Flavia da sola, poi la raggiungerò nuovamente quando sarà il momento di leggere i vostri messaggi, i vostri pareri. Da dire, parleremo pochissimo di Palermo di Iachini, che ha vinto a Terni, record di punti, si può fare ancora meglio con il Crotone, si possono battere tutti i record, partita che si giocherà l'ultima venerdì al Crotone, basta un punto per andare ai playoff, quindi chissà cosa uscirà fuori, però la nostra lente di ingrandimento è focalizzata sul settore giovanile del Palermo, non soltanto sulla primavera, ma a cascata tutti gli altri organici di questa stagione, che comunque è stata straordinaria. Faremo una cavalcata e soprattutto ne parleremo con il giocatore tra i più talentuosi della primavera, di Giovanni Bosi. Allora, noi Flavia ce ne andiamo in sigla? Ce ne andiamo in sigla fra poco. Eccoci qua, ci siamo seduti, fra un attimo scopriremo anche il nostro ospite. Bentrovati a Rosa e Nero, siamo in diretta sulle 14 in streaming su trmweb.it e poi la replica sul 13 intorno alle 23. Allora, il saluto intanto al responsabile delle produzioni sportive su TRM, Salvatore Geraci. Ciao Salvatore. Ciao, buonasera a tutti. Inviato e prima firma di Repubblica, finalmente ha finito le sue trasferte quest'anno, non ce ne saranno più in Serie B, ci racconterà cosa è successo a Terni Massimo Norrito. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Corrispondente da Palermo per il Corriere dello Sport, Paolo Vannini. Ciao Paolo. Buonasera, eccomi qua. Buonasera. Il mister, oggi abbiamo il mister orfano della lavagna tattica. Ciao Ignazio, ben trovato. Ignazio Arcoleo, però insomma ci rifaremo, Ignazio, no? Non è un problema. Non è un problema, non è un problema. Andiamo in regia da Francesco Caruana. Ciao Francesco. Buonasera a te Luca, buonasera a tutti i nostri ospiti e ai nostri telespettatori. Oggi non ci sono partite da seguire, però tantissimi contributi molto curiosi e divertenti dal web da farvi vedere. Grazie, e allora possiamo pian piano allargare l'inquadratura, perché ve l'abbiamo detto, ve lo presentiamo, un ospite assolutamente speciale. Tra l'altro per la prima volta un giocatore della primavera del Palermo ospite in una trasmissione televisiva. Lo abbiamo inseguito per un po', ringraziamo ovviamente Ufficio Stampa e Ufficio Comunicazione del Palermo per averci messo a disposizione Accursio Bentivegna. Ciao Accursio, ben trovato. Ciao Luca. E allora, puntata dedicata ovviamente al Palermo, non soltanto di Iachini, abbiamo detto ne parliamo poco, però mi dai così un tuo parere sulla prima squadra? La prima squadra sicuramente, secondo me, è la squadra più forte del campionato di Serie B, l'ha anche dimostrato e spero che il mister Iachini farà il record di punti, diciamo. Cioè, diciamo, c'è anche un briciolo, la voglia di far parte di questa squadra di record, cioè così, giusto? Sì. Riscaldiamoci subito, no? Ci andiamo subito così, entro subito in take il duro, tanto ci sei abituato con i difensori, quindi... Sicuramente, però per adesso penso solo alla primavera, che siamo passati ai playoff e adesso stiamo andando alle finalette, quindi penso solo alla primavera e non all'altro, diciamo, sono concentrato là. E allora, questo il primo pensiero di Accursio Bentivegna. Noi, per chi lo conoscesse, insomma per chi lo conosce poco, perché alla fine chi è appassionato di calcio giovanile, chi è appassionato di primavera ha avuto modo quest'anno di
conoscere Accursio, bella stagione, no? Conclusa tra l'altro ancora, il meglio deve ancora venire, no? Perché il 5 giugno si gioca contro la Fiorentina, c'è questa Final 8 scudetto. La parola scudetto, mentre di solito i grandi non ne parlano mai, voi invece la nominate questa parola tranquillamente, perché la scaramanzia in primavera esiste o no? Secondo me no, perché noi comunque ci crediamo allo scudetto, siamo una bella squadra e comunque speriamo di andare avanti, per le nostre qualità che abbiamo comunque dobbiamo andare avanti. È una Final 8 con grandi squadre, perché incrociate subito la Fiorentina, forse è l'avversario peggiore da incontrare? No, non esistono secondo me avversari peggiori, secondo me sono tutte squadre forti perché appunto sono lì in finale, quindi sicuramente sono tutte partite difficili. Niente, che incontravamo, secondo me la Fiorentina è una bella squadra perché ha comunque delle qualità impressionanti, abbiamo anche incontrato in campionato, però noi ce la possiamo giocare benissimo. Alla fine tanto per vincere lo scudetto dobbiamo batterle comunque tutte quelle che Sì, ma comunque dobbiamo mettere sempre il nostro come abbiamo sempre fatto. E allora, questo è diciamo, il preambolo, adesso invece ci gustiamo qualcosa di Accursio Bentivegna? Va bene, allora possiamo gustarci le giocate, noi ne abbiamo selezionate, perché allora, c'è anche questo da dire, che purtroppo tranne qualche partita, tranne qualche evento, non è che ci sia una copertura straordinaria a livello di immagini del campionato primavera, questo insomma, quindi quei pochi video che ci sono li dobbiamo sfruttare e ce li coccoliamo. Allora, prima di andare a vedere le magie di Accursio, Flavia, il tema social che abbiamo scelto per questa puntata, che è assolutamente una puntata particolare. Sì, il tema social di questa puntata è appunto come mai nonostante gli ottimi risultati del settore giovanile arrivano così pochi giocatori poi in prima squadra. Grazie Flavio. Allora WhatsApp, Facebook, Twitter, chi più ne ha più ne metta, adesso mettetevi comodi voi perché ci gustiamo le magie di Accursio Bentivegna e poi ti do in pasto agli opinionisti. Là sul tavolo sono cattivissimi, peggio di Vierkud, difensore storico. E allora via con le magie di Accursio Bentivegna. Essa bola vai rolar, mundo é um tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La 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 la. It's like a drum to dance and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle, and we open play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? The time is coming, you'll have the planets become one like a drum. Destiny's calling, German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Is it true?
Attenzione! Pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia mi piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia mi piace o su www.dimensioniarredi.it. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it. Affari no. Valutazioni abbondanti, quasi eccessive. Rientriamo a Rosa e Nero, siamo in diretta sul 14, ospite speciale Accursio Bentivegna, attaccante della Primavera del Palermo. Abbiamo visto un po' di gol Accursio, non soltanto con la maglia del Palermo ma anche e soprattutto con la maglia della Nazionale, tra l'altro in Under 19, 14 maggio, l'esordio, subito 2 gol, giusto per fare capire che la Nazionale è casa tua? No, casa mia sicuramente no, però comunque ho fatto di tutto per entrare in nazionale, nel senso per entrare nel gruppo, perché era da un anno che comunque non venivo convocato. Poi ultimamente sto facendo bene, anche se a inizio anno comunque è andato un poco male per vari fastidi, però ora mi sono ripreso, diciamo che mi sono ripreso e sta andando tutto bene. Allora, ti lascio alle prime domande dei nostri opinionisti. Ovviamente partiamo da Salvatore Geraci, responsabile delle produzioni sportive su TRM. Salvatore, Accursio, tutto per te. No, ma è giusto che tu hai detto che noi siamo cattivi, che facciamo un sacco di domande impertinenti, eccetera. Allora facciamo un po' di riscaldamento prima, esatto, in modo che lo mettiamo a suo agio e poi così comincia la partita vera. Accursio, guarda, una cosa che mi incuriosisce più da padre che non da addetto ai lavori è proprio il tuo rapporto con l'attività. Mi spiego, cioè noi giornalisti siamo abituati un po' ad avere una frequenza quasi naturale con i giocatori più o meno campioni e a non badare tanto ai loro titoli, a quello che loro hanno fatto. Sappiamo che uno è bravo, da lì partiamo e facciamo le interviste, le cose eccetera. Come padri vediamo i figli che invece hanno un rapporto diverso, quasi tra ragazzini e idoli, e penso che tu come tanti abbia cominciato un po' con questa immagine, cioè quella di un campione, di 2 campioni, di 3 campioni. Adesso non so, magari mi dici qual è quello che ti piaceva di più da bambino, però poi vorrei comprendere, una volta entrati nel sistema, cioè tu consideri, che so, Belotti un campione da imitare, oppure dici ma scusa, quando è che mi fanno giocare al suo posto che già sono pronto? Cioè questo non riesco a comprendere. Ma secondo me Belotti... No, dico Belotti per dire no. Ecco. Sto facendo un esempio. Belotti è comunque un ottimo giocatore, cioè non penso neanche che comunque dovrei sostituire un grande giocatore, perché comunque ancora devo crescere. Non c'è... Forse lo do per scontato questo, è un lavaggio di cervello che fanno a noi come a voi, no? Però dico, al di là di questo, dammi una tua emozione autentica, cioè da ragazzino a 5 anni, a 6 anni, a 7 anni avevi un sogno sicuramente, no? Ma sinceramente la mia storia è quella che ho iniziato tanto nel senso con i miei amici, per divertirmi, sinceramente. Poi diciamo con i provini, facendo provini e vari diciamo viaggi, non so. Niente, comunque poi ci ho creduto e sono arrivato fin qui, però
Cioè, non penso... Cioè, non pensi adesso sono pronto praticamente, che mi manca poco, io non penso per a queste arrivare. Cose. Io sinceramente non penso a queste cose, perché lo devono dire gli altri se sono pronto o no. Ti dico, giusto per fare anche un po' così, per mettere ancora un accento in più sulle parole di Salvatore, intanto il 21 giugno farai 18 anni, sì, quindi sì, questo già fa capire, stiamo parlando comunque di un calciatore di 17 anni, ma a prescindere da tutto, forse la linea guida, ed è quello che un po' Salvatore provava anche a chiederti, la linea guida della tua carriera è stata sempre quella di giocare con dei compagni di squadra più grandi, cioè tu sei un 96, comunque stai giocando titolare nella categoria che è dei 94, no? Cioè, e quindi Salvatore dice, se questo è successo, correggimi se sbaglio Salvatore, dico, no, se nella tua carriera al momento è sempre stato così, dico, è una cosa che tu già pensi di poter fare passando al professionismo, tra virgolette, se già questo non lo fosse? No, sinceramente professionismo, cioè, bisogna provare prima di andare a giocare con i grandi, secondo me. Per adesso ho fatto delle amichevoli comunque con la prima squadra, ma credo di essere non alla pari, però diciamo di poterci stare. Di poterci stare, sì, sì. Massimo Norrito, per te. Sì, la mia domanda in qualche modo, insomma, si ricollega a quello che stavamo dicendo, ed è questa: quando uno arriva alla tua età, insomma a 18 anni, e ha delle potenzialità come quelle che tu hai dimostrato di avere, c'è una doppia strada, quella diciamo, di provare subito con i grandi, diciamo, con la squadra, con la prima squadra e via dicendo, oppure quella di andare a fare le ossa in giro per l'Italia, poi con la speranza di tornare. Il tuo obiettivo qual è? Quello di giocarti subito le tue carte nel Palermo, oppure appunto quello di maturare da qualche altra parte con la speranza di tornare rosanero? Ma io voglio andare subito comunque in prima squadra, cioè chi non vorrebbe, però dipende pure dalla società, cioè non è che posso andare subito in prima squadra, magari facendo sempre bene può andare in prima squadra, però non lo so. Però per esempio quando Iachini dice Bentivegna e Goldaniga comunque me li porto in ritiro perché devo valutare, da quel punto di vista, cioè è una cosa che ti inorgoglisce, o paradossalmente ti viene in mente di dire partire magari in ritiro, per quanto il Palermo sia una squadra di Serie A, però poi magari stare a non giocare fino a gennaio, preferiresti partire magari subito con una tua squadra, un po' come, faccio degli esempi, no? Ignazio, correggimi se sbaglio, qui sei allenatore, mi puoi aiutare tu, però un po' come ha fatto la Roma con Florenzi un anno a Crotone, un po' come ha fatto il Napoli con Insigne un anno a Pescara, o la Juve e il Torino con Immobile, o meglio la Juve con Immobile al Pescara sempre, insomma, adesso ascoltiamo le parole di Accursio, però Ignazio, nella crescita di un giocatore di 17 anni che comunque ha talento, la scelta qual è? Te lo porti in ritiro per poi farne che? Ma la scelta è, io me lo porto in ritiro, se è bravo lo faccio giocare, io, parla Ignazio Arcoleo. Poi non posso mettermi nei panni o in empatia con i problemi magari che può avere un allenatore che si porta in ritiro un giovane e magari nella sua rosa ne trova di migliori. Ma io una cosa che non mi piace, la capisco, attenzione, la capisco e la posso condividere, perché Accursio sta dimostrando un'arte diplomatica nello sfuggire alle domande incalzanti di Salvatore. Si è rifugiato, ha buttato la palla in tribuna. Diplomatica proprio non dice niente, che è completamente diverso. La palla in cioè, non è che non siamo proprio in una strategia. Accursio, detto in siciliano, il calcio la palla in tribuna. Io invece ti consiglio, guarda, come amico, come ex giocatore, come allenatore, ma soprattutto come ex giocatore. Io sono passato nei ragazzi del Palermo, alla tua età, io ero fortemente incavolato quando non mi facevano giocare in prima squadra. Io un giorno mandai a quel paese l'allenatore e mi mandò a casa, avevo 17 anni e mezzo, non mi ha fatto più vedere la prima squadra. Perché? Perché la prima dote che deve avere, secondo me, un giocatore per arrivare
è l'ambizione, è la consapevolezza di essere bravo, di avere i mezzi necessari per arrivare. E tu devi valutare, devi avere la capacità di valutare coloro che hai davanti, prenderne l'esempio, non per rispettarli e rimanere al tuo posto, ma per superarli. I campioni ti devono essere da stimolo per darti quelle motivazioni in più per poterli superare e poter un giorno rubare il loro posto, perché nella nostra professione, nella professione dei calciatori, purtroppo si gioca in 11, la rosa è fatta di 22 giocatori ed è chiaro che tutti vogliono giocare e la tentazione di arrivare in prima squadra è forte, deve essere forte e deve essere fortissima l'ambizione di arrivare. Se poi magari tu riconosci che l'allenatore non ti dà spazio perché ci sono giocatori che in questo momento sono più forti di te, giustamente diceva Luca, puoi trovare la tua strada e la tua dimensione in un'altra squadra dove però devi giocare, ti devi mettere in gioco, devi mettere in gioco le tue qualità per poter ritornare al Palermo da protagonista, per poter arrivare. Ma la prima cosa che magari non la dire mai, ma io ti consiglio di crederci, perché da quello che ho visto, poi quest'estate sono venuto a fare un amichevole contro di voi e ti ho visto che sei un grande giocatore, tutti parlavano bene di te e ti consiglio di crederci, perché devi arrivare al grande calcio, perché il grande calcio non è la Serie B, non è la C1, non ti devi accontentare. Devi cercare di coronare il grande sogno di arrivare in una grandissima squadra e per questo devi lavorare tantissimo, devi soffrire tantissimo e poi vedrai che la volontà e i mezzi tecnici che ti ritrovi ti porteranno in alto. Beh, così sembra quasi, perché dico, che ambizione non ne abbia Fulvio Bentinelli, invece l'ambizione c'è, però un minimo così di gentilezza nei confronti. Ma io non sono un tipo di tante parole, non voglio neanche parlare tanto, perché io sono un tipo che comunque le dimostra le cose, non sono un tipo di tante parole, capito? Quindi sul discorso del mister Iachini, quando aveva parlato, cioè io sono comunque molto, molto felice di avermi chiamato in causa, diciamo di aver fatto il mio nome pure, perché comunque è un onore che il mister Iachini comunque possa parlare di me, abbia fatto il mio nome, comunque è una bella cosa. Però io comunque sto con i piedi per terra, comunque spero di andare in prima squadra, quello sicuramente. Poi chissà, magari una convocazione del mister Iachini un giorno, non so, magari. Beh, diciamo che ormai lo possiamo dire, allora mister Iachini, se ci ascolti con Degna, diciamo, se dovesse capitare così uno spacchetto, tanto l'ultima partita col Crotone, se dovesse capitare, dico tanto ormai è finito il campionato, quindi poi vi vedete il ritiro, però ti lascio a Paolo Pannini. Paolo, vai. Sì, ciao Curzio, benvenuto. A me invece interessa un altro aspetto, che è quello emozionale, perché non bisogna mai dimenticare che è un ragazzo di 17 anni, io spero che ancora sia la passione, sia il divertimento, sia il piacere di giocare la sua molla principale, oltre a quello di vederci magari un lavoro, un mestiere del futuro. Tu non sei di Palermo, no? sei di Sciacca. Mi racconti la tua prima emozione dietro al pallone? Cioè, quale partita hai visto? Quale partita ti ha fatto innamorare definitivamente di questo sport? Se venivi al Barbera, alla Favorita, a vedere le partite, se ti tifavi per il Palermo, magari come può succedere, se ti sei innamorato del Palermo quando hai vestito la maglia delle giovanili, oppure se magari l'hai scoperto in quel momento. Ma sinceramente, come ho detto prima, no? Io sono partito così, tanto per divertire, non giocavo comunque per arrivare a livelli alti, però è successo, diciamo che per adesso sono nella primavera del Palermo, comunque è una bella cosa, no? Io guardavo spesso le partite, soprattutto quelle del Palermo, della Juve, comunque quando c'era Del Piero comunque guardavo sempre cosa faceva. Poi guardavo anche le magie di Pirlo. A Palermo a vedere le partite? Ho visto una partita quando ero piccolino, poi però non mi ricordo quale partita era.
Era Palermo-Inter, mi sa. E non è un'emozione comunque quella di stare in un grande stadio, un'emozione di grandissima. Poi pensare che un giorno potrò essere protagonista di questo Pensavo stadio. anche ai giocatori che comunque entravano in campo, vedevano tutta quella gente che comunque urlava il nome, oppure tifava, oppure faceva... Insomma, cominciavi a Sì, sognare, sì, cominciavo a sognare, sì, sì. Cominciavi a assaporare un po'. E da lì ho capito che comunque ce la potevo fare, comunque mi metteva diciamo tante emozioni, mi trasmetteva tante emozioni quando entrano quei giocatori che... Così, ha cominciato a nascere questa idea. A Curzio il riscaldamento è finito, ora giochiamo insomma, ora partiamo veramente, cioè io capisco tutto, no? Però tu andrai a letto, ti addormenterai, penserai 5 minuti prima, no? Cosa hai accanto? Una calcolatrice, dici potrò guadagnare tanto in carriera. Hai un giocatore che dice voglio diventare come Sanchez, dico per dire un nome abusato per quanto ti riguarda, giocare nel Real Madrid. Un sogno ce l'avrai, è impossibile che un ragazzo non viva una vita senza avere un sogno, perché altrimenti sei la negazione della vita. Allora, siccome ce l'hai un sogno, spiega, insomma, dire alla tua età che vuoi giocare, che so, con la maglia del Real Madrid non è una bestemmia, è soltanto accarezzare, non è una presunzione, non è un'arroganza, è soltanto accarezzare quello che i sogni ce li ho ancora io alla mia età, figurati un po', cioè quello di scrivere un articolo importante, o quello di pensare che io possa intervistare, che so, Tornatore e farne una pagina bellissima. Ma già l'hai fatto, Salvatore, No, quindi hai realizzato... Scusami, se l'hai dimenticato. Hai raccontato un sogno? Se l'hai già dimenticato. No, dai, esatto. L'hai già dimenticato. Cioè, io penso che qualcosa di questo ce la puoi dire, insomma, no? Ma io ho sempre sognato comunque di giocare in una grande squadra, come appunto il Real Madrid, come ha detto lei. Infatti. Però Ma ti piace, anche che ti piace di più il andare. Real, per esempio, o il Barcellona? Mi piace più il Real. In questo già ti ho perdonato un po'. La Juve o il Milan? La Juve. Io sono sempre... Juventino. Ho fatto sempre Juve. E qui già sei perdonato ancora anche no, per perché questo. adesso la storia del tifo, c'è una tradizione, diciamo. Allora, intanto magari nella presentazione anche un po' sfuggita, a Curzio è di Sciacca, è nato a Sciacca e Sciacca è un feudo bianconero, le scuole calcio sono affiliate insomma con la Juventus, tifano tutti Juve, i bambini hanno tutti la maglietta della Juventus, cioè là è impossibile non... No, ho capito, fate qualcosa, salvate i poveri... No, perché veramente non è possibile, però visto che tu hai parlato di Real Madrid, è stata così, giusto? Hai visto la finale? Però, sì, ho visto la finale. Parlato di Del Piero perché Del Piero ecco, per esempio, Salvatore, visto la finale del Real Madrid, quanto ci credevi che il Real Madrid potesse arrivare comunque a conquistare il No, Curzio, ho visto che tifava il Real Madrid. Ma sinceramente temevo che la partita comunque la perdesse il Real, perché era partito così. Poi invece l'Atletico giocava palla, la vedevo più convinta come squadra, infatti poi appena ha fatto il gol diciamo che ha messo più corsa, ha cominciato più a correre l'Atletico, però quel gol alla fine di Sergio Ramos secondo me l'ha un po' scombussolato, infatti poi non hanno più corso perché comunque hanno già dato diciamo un gol al 93esimo che significa? È brutto perché comunque la partita già finita, speri di vincere comunque la Champions League, cioè è una bella cosa pure vincerla, però è andata così purtroppo per l'Atletico. Però abbiamo stravinto 25 minuti prima della fine della partita, non ce la faceva più l'Atletico. Sì, no, infatti sto dicendo questo. Io ero qua, dormivo tranquillo perché segnavano. Intanto andiamo da Francesco Caruana. Francesco, grazie, ci stai facendo vedere i festeggiamenti. Sì, questi sono ovviamente i festeggiamenti allo stadio da Luz, che adesso anche a Madrid, dopo la 10ª Coppa Champions League vinta dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, tra l'altro terza Coppa Campioni vinta da Ancelotti da allenatore dopo le 2 col Milan. Ancelotti che entra nella storia degli allenatori che hanno appunto vinto più Champions League. È una vittoria che comunque a Madrid si aspettava tantissimo tempo, grandissimi festeggiamenti, in tutta la città 2 giorni di festeggiamenti continui, giocatori ovviamente impazziti di gioia, Florentino Perez, presidente contentissimo. Ti faccio dare anche un contributo molto interessante, Luca, perché mentre qui vediamo anche Sergio Ramos che mette la
la bandiera della Spagna alla Cibele. Un altro contributo molto interessante è quello che è successo nella conferenza stampa post partita con Carlo Ancelotti, che appunto sta per essere intervistato, e succede qualcosa di molto curioso. Andiamo a vedere, a sentire. Puoi guardare il partito perché un'invasione di campo, diciamo. Sì, no, ma la cosa più bella è che canta pure Ancelotti. Sì, Ancelotti diciamo non riesce a trattenersi neanche lui. Allora, quando Tiago dice per noi il Cholo, Simeone è come Dio, e poi però ci sono queste scene nella cassetta. E poi ci sono anche queste scene invece con Carlo Ancelotti, cioè due tipologie comunque completamente diverse di allenatore. Adesso ti chiederò anche, Giovanni Bosi, secondo te a chi può avere, diciamo, a chi può assomigliare di più, o se ci sono delle caratteristiche? Ad Ancelotti, secondo me. Ecco, quindi per Accursio Bentivegni, ad esempio, l'allenatore tipo è più Cholo Simeone oppure Carletto Ancelotti? Secondo me Simeone è sicuramente un allenatore che comunque mette il suo e dà tanto per la squadra, ma questo non dico, cioè anche Ancelotti comunque, però credo che Ancelotti abbia qualcosa in più, diciamo è più convinto diciamo, nelle decisioni che deve fare. Anche durante la partita? Anche durante, sì, durante la partita, le sostituzioni, tutte queste cose qui. E magari quindi è più pronto, diciamo, di Simeone. Mi dicevi Giovanni Bosi, per esempio, così cominciamo a parlare anche poi di questo gruppo della Primavera che già a Viareggio ha fatto cose straordinarie. Giovanni Bosi mi dicevi Giovanni Bosi è un grande allenatore. Secondo me può fare strada questo mister, perché ci mette comunque tranquillità, ci fa stare tranquilli, scherza con noi, comunque non ci fa pensare a niente, cioè tante cose. Per questo comunque siamo andati avanti così con lui, che comunque ci ha presi bene, ha portato sulla squadra, anche se all'inizio abbiamo fatto fatica, ma poi ha saputo riprendere la squadra e adesso siamo qui. A Viareggio avete capito che insomma, potevate andare a fare la vostra parte anche in Final 8? Sì, ci abbiamo creduto molto sin da lì, perché lì abbiamo fatto comunque bene, abbiamo preso coraggio, quello che non avevamo comunque nella prima parte della stagione. Luca, posso fare una riflessione con Accursio? Certo. Io all'inizio ti ho chiesto, ovviamente, lasciamo perdere quello che ti ho chiesto praticamente l'ambizione tua qual era, insomma, sostanzialmente, ma vado avanti. Tu hai parlato di umiltà e io sono d'accordo con te. Un ragazzo, anche un campione deve essere umile, e i grandi campioni di solito sono umilissimi. Tu prendi Del Piero, uno che tu ammiri, sì. Del Piero ha una vita assolutamente integerrima. Prendi Totti, che sembrava un ragazzino di strada, invece è stato un personaggio con un carisma incredibile. E hai visto anche le immagini del Real Madrid, per esempio. Prendi esempio da giocatori come Marcelo e Pepe, sono stati loro a entrare a far festa con Ancelotti, no? E Pepe non ha giocato, e Marcelo è entrato nel secondo tempo. Cioè, hai visto i grandi campioni come reagiscono? Sì, sì, perché da lì si capisce comunque che è un grande gruppo, perché comunque anche se non si gioca, secondo me bisogna avere sempre la mentalità come se giocassi. Come se tu fossi in campo. Sì, come se tu fossi in campo. È vero, questo è importantissimo. E questo è importante per la squadra. È essenziale per la squadra e anche per chi cresce, perché ha la possibilità di avere da un lato un'imitazione e dall'altro lato poi di imporre le proprie qualità. E allora noi abbiamo così toccato un attimo l'argomento Sciacca, città dove tu sei nato, e poi però rischiamo quasi di dimenticarci che comunque, insomma, a prescindere dal calcio, che può diventare il futuro, può diventare la strada, probabilmente già un sentiero abbastanza florido, c'è comunque la scuola, cioè questo dobbiamo dirlo, nel senso che a volte, ed è anche qui, guardo sempre Ignazio perché lui ha giocato ad alti livelli e quindi mi può seguire in questo tipo di ragionamento. Attenzione, perché si parte, c'è sempre la scuola e poi soprattutto i sacrifici che si fanno, perché quando si vede il giocatore già a 25-26 anni, facile criticarlo
quando sbaglia una partita. Però molti si dimenticano che per esempio a 16 anni quante volte il sabato sera sei uscito? Ma io... O comunque quante volte succede adesso? Cioè, quanti sacrifici si fanno? Si fanno tanti sacrifici, a partire che io non sono di Palermo, sono lontano dalla famiglia, comunque è un poco difficile, anche se ormai mi sono abituato, sto da 4 anni qui a Palermo, però è molto difficile comunque fare la vita del calciatore, perché ci sono molte difficoltà, magari un periodo no, tante cose che non vanno bene, le paure, tante cose comunque che ti portano magari a tirarti un poco indietro. Rapporto con la scuola? Ma no, io vado bene a scuola, cioè non ho nessun problema, ho la media del 7, quindi... Va bene, quindi allora, non abbiamo problemi. Ti chiedo invece il tuo rapporto con Sciacca, cioè quando si parla di Sciacca, che è la città dove sei nato, dove sei comunque cresciuto, cosa ti viene in mente? La prima cosa che ti viene in mente di Sciacca? Il mare. Il mare è una... cioè Sciacca è molto bella, non perché sono a Cenze, ma perché Sciacca è molto bella comunque, le terme, il mare, cioè secondo me anche il turismo, no? Ci sono tante persone che comunque vanno a Sciacca a fare le vacanze, secondo me Sciacca è una bella città. Bene, Sciacca è una bella città, allora intanto andiamo da Francesco Caruana, poi andrò da Flavia per leggere se ce ne sono messaggi, ma anche magari qualche considerazione sulla prima squadra, visto che il Palermo è sempre lì, è già promosso in Serie A, però mica ce lo dimentichiamo, anche se abbiamo Accurso Bentivegni, attaccante della primavera del Palermo. E allora Francesco, mi fai vedere ancora qualcosa? Sì Luca, parliamo un po' di rigori, è vero che il rigorista del Palermo Primavera non è Bentivegna ma è Peterman, io vorrei chiedere però a Bentivegna cosa ne pensa di questo rigore tirato da Mirov Zjavjevic del Kukaricki, formazione serba. Diciamo, penso che sia un'esecuzione impeccabile, direi. Ecco qui, vediamolo insieme, parte, rincorsa, poi cambia un po' idea, insomma, fa un pasticcio di quelli epici, direi. Secondo me era un po' indeciso comunque nel tirare. Cioè, cosa... lo si vede qui. Ma serve freddezza in questi casi. Sì, perché secondo me voleva incrociare... volevo tirare nella parte destra del portiere, invece poi ha capito che il portiere si buttava là e poi magari stava cambiando idea e quindi... Cosa serve per battere un calcio di rigore? Me lo dici tu? Ci vuole sicurezza nel tirare e poi comunque devi scegliere sempre il tuo lato preferito, secondo me. Il portiere si guarda o no? Sì, fino all'ultimo. Fino all'ultimo? Sì. Ignazio, va bene, corretto? Perché dico qua... Se il portiere si guarda fino a... Ci sono diverse scuole di pensiero. Sì, la cosa importante è che il portiere non si deve accorgere dove metti il piede d'appoggio, perché quella determina la direzione di tiro, quindi nel momento in cui arrivi veloce sulla palla devi dare la direzione la dai col piede d'appoggio. E allora Flavia, leggiamo un po' di messaggi. Ci scrive su Facebook Marco Pintacuda: bravo Bentivegna, bravi tutti i ragazzi della primavera, speriamo di averli anche l'anno prossimo qui a Santa Flavia. E poi ci scrive invece via SMS Claudio Piazza: avete ospite in studio il vero talento tecnico della primavera rosanero, sarà in A la sorpresa come Belotti quest'anno in B, è veramente forte e non ha paura del dribbling e di rischiare la giocata per creare superiorità. Beh, mi pare che insomma a Cursio, diciamo, puoi rispondere, intanto... Sì, grazie. No, dico, vabbè, ritorniamo all'ambizione di prima, no? Insomma, l'ambizione che ci vuole. Salvatore ti voleva chiedere ancora una pillola. No, io ti volevo chiedere chi ti ha scoperto e se devi dire grazie a qualcuno, cioè o fai prima grazie e poi chi ti ha scoperto, insomma dimmelo. Ma... mi ha portato qui a Palermo, non me lo posso scordare, il mister Rosario Pergolizzi, che mi ha portato qui a Palermo, mi aveva già visto, però devo ringraziare anche la Cronion comunque che mi ha fatto fare questo provino comunque col Palermo, si sono messi d'accordo con Argento che c'era prima, però devo ringraziare soprattutto il Palermo che comunque mi ha dato questa possibilità di fare il provino. E devo dire solo grazie a queste persone. E papà e mamma come hanno vissuto questa storia? Ma all'inizio mamma era un poco impaurita perché comunque ero piccolino e quindi lei non voleva che andavo via,
Poi però si è convinto, mio padre comunque era felice per questa situazione, poi però ho deciso di andare perché appunto era diventato il mio sogno e quindi sono andato. Ignazio per Accursio. Io sono curioso di chiederti cosa ti manca per essere un giocatore completo in tutti i sensi. Ma secondo me è la sicurezza, che a volte sono insicuro, però anche ancora comunque devo crescere, lo sanno tutti comunque. No. Nel senso che dire? Ti aiuto, Accursio? Sì. Allora, sì. io non so come rispondere. No, ti aiuto, perché voglio capire bene, perché di te mi hanno parlato bene gli amici di Sciacca, Nanagolino su tutti. E poi io ti ho visto giocare, ti ripeto, contro la rappresentativa, ho visto questi filmati, vedo che sei forte di sinistro, che hai i tempi di entrata sulla palla nel seguire le azioni che vengono dal fondo campo, hai un bel tiro, hai una buona velocità di tiro Devo migliorare sulla fase difensiva. E hai anche ottimi cambi di direzione in velocità. Ma per giocare ad altissimi livelli, se il tuo punto di riferimento, non so, potrebbe essere Troianiello, potrebbe essere, ecco, capisci cosa voglio dire? Sì. O Del Piero, o Cristiano Ronaldo. Non è... Io parlo di quelli che tu vedi, o Cristiano Ronaldo, o quant'altri, insomma. Cosa ti manca in realtà? Cosa pensi che ti manca? Che so, l'intensità di corsa nella fase difensiva? La fase difensiva sicuramente. Ecco. Io ho sempre sofferto sulla fase difensiva perché diciamo che sono un giocatore offensivo e do tutto sulla fase offensiva e magari facendo male la fase difensiva, questo. C'è tempo per migliorare. Paolo, poi ce ne dobbiamo andare in pubblicità. Velocissimo, mi racconti che esperienze portano dalla prima squadra i ragazzi che poi si allenano con gli Iachini e poi tornano a giocare con la Primavera? Intendo dire Malele, Mbalo, Monteleone stesso. Penso che possano portare il bagaglio di un'esperienza arricchita, quella di allenarsi con i titolari. Ma sicuramente, perché loro comunque allenandosi comunque con la prima squadra avranno acquisito un po' di esperienza, comunque giocano sempre con quelli più grandi, quindi secondo me ci potranno dare da aiuto comunque in queste finali soprattutto. Cioè quando giocano con voi non ve lo raccontano, cioè sai cosa ha fatto Dybala ieri in allenamento, cioè non lo so. No, non sono dei ragazzi comunque che parlano tanto anche loro, comunque no. Sanno stare loro. Però secondo me una cosa straordinaria va detta, perché Ignazio, quando lui dice quello che mi manca è la sicurezza, io sono d'accordo con lui, cioè la crescita viene misurata anche nella capacità di sentirsi uguale, migliori, forti, insuperabili, eccetera, eccetera. E questo infatti lui dice, noi quando andiamo ad allenarci con la prima squadra non portiamo esempi di gol, cose eccetera, ma è l'esperienza che abbiamo vissuto lì dentro che ci fa fare un salto, e questo secondo me è importante, questo è straordinario. Scusa, a 17 anni quale ragazzo è sicuro al di fuori del calcio? Sai, è la vita che non ti dà. Ci sono ragazzi che a 17 anni già hanno esordito in nazionale. Sì, è vero, però più facilmente all'estero che non in Italia. Obiettivamente la nostra cultura proprio familiare è quella di tenerli un po' vattati i ragazzi, per cui molto spesso il ragazzo a 17 anni, non tutti ovviamente, non può essere un discorso generalizzato, il discorso lo apriamo, ma in generale se lo il ragazzo non è più. E allora, infatti Ignazio, subito, parentesi molto bella, ci dobbiamo fermare poi per la pubblicità. Parentesi. È interessante questo discorso perché per la crescita dei nostri giovani. Io credo che quello che noi facevamo una volta, quando eravamo nella Primavera del Palermo, perché anch'io il mio percorso è stato anche quello, partire dalla prima squadra, finire in Primavera e poi ritornare fra i titolari. Quando Di Bella ci faceva giocare alla prima squadra contro la Primavera, le partite finivano sempre in equilibrio, cioè il Palermo era un Palermo che andava in Serie A. Noi tenevamo testa a questi grandi giocatori e prendevamo lì la consapevolezza, la sicurezza dei nostri mezzi,
nasceva l'ambizione, nascevano tante belle cose giocando proprio a stretto contatto di gomito con i giocatori di prima squadra. E allora, un messaggio, visto che abbiamo parlato di crescita di giovani, di stare lontano da Sciacca, di crescere lontano da casa, Flavia. Sì, no, c'è scritto saluti dal convitto grande Nigno. Sì, ecco, poi questo soprannome Nigno perché? Nigno Meraviglia. Ho capito, aspetta, vediamo cioè, da quanto ti chiamano Nigno? Ma 2 anni fa c'è stato un ragazzo di nome Pachi De Vita, che comunque giocava nella primavera, io ancora ero un poco più piccolo, giocavo negli allievi, mi sa. Siccome aveva guardato delle foto di Alexis Sanchez, allora ha detto ma guarda, ma tu sei preciso a lui, e da lì è nato il Nigno, diciamo. Va bene, il Nigno Maraviglia. Allora, noi abbiamo parlato di Sciacca, abbiamo iniziato a parlare di Sciacca, del legame anche di Accursio con la città nella quale è nato, e Sciacca ha creato un talento nel mondo del calcio, perché Accursio è un talento del mondo del calcio, e noi a Sciacca siamo andati a trovare un talento però del mondo della musica, che qualche cosa ce l'ha detta. Allora vi diciamo a fra poco, perché ci fermeremo per la pubblicità, poi lo scopriamo insieme. Allora ascoltiamo un talento nella musica, nato anche lui a Sciacca. A fra poco. Vola ed in un momento sei da sola, nessuno è più con te. Ci vediamo fra poco a Rosanero. Ciao! Attenzione! Pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia mi piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia mi piace, o su www.dimensioniarredi.it. Abbondanti e generose, come le valutazioni di Affari in Oro. Sciacca è una sorta di palestra, nel senso che nel momento in cui tu coltivi delle ambizioni, delle aspirazioni, ti scontri immediatamente con diciamo così, la piccolezza in senso lato del territorio, nel senso comunque è un territorio di provincia, e quindi non ti dà la possibilità di confrontarti, perché il confronto per crescere è estremamente importante. Però se si riesce a superare questo scoglio, quindi se la tua passione riesce a portarti oltre questa prima difficoltà, ti ritrovi questo spirito guerriero che ti può fare raggiungere delle belle soddisfazioni, insomma. Giocavo in porta, io ero un portiere, mi divertivo da matti a giocare in porta ed ero anche gettonato. Al giorno riuscivo a fare 2 o 3 partite con diverse squadre, è una cosa bellissima. A me la cosa che piace tantissimo del calcio, adesso non so bene se a livello professionale, come tutte le professioni, poi ci sono le deformazioni del caso, insomma, però il calcio è uno sport che è in grado di creare, di insegnare l'umiltà, insegnarti lo spirito di gruppo, l'importanza e il rispetto verso il lavoro degli altri, che è chiaro, quando sei ragazzo è un gioco, però devi necessariamente avere fiducia nella squadra, perché sennò non si riesce a vincere, no? Ma in realtà la musica è un gioco, nel senso che l'approccio più efficace è quando tu riesci a divertirti. Non significa essere superficiali necessariamente, ma significa anche riuscire a dare il giusto peso alle cose, quindi per dare la vita in sé è un gioco, no? Quindi se tu riesci ad improvvisare, a raccogliere anche l'errore, l'intuizione, no? Se questa cosa durante un concerto, mentre stai scrivendo una canzone, un disco, o mentre stai scegliendo se fare un cross piuttosto che... l'importante è mantenere la mente fluida e disponibile all'attimo, al momento, perché
non puoi pianificare tutto e quindi allora a quel punto tanto vale giocare, insomma. Ciao Curzio, in bocca al lupo per la tua carriera e mi raccomando non smettere mai di divertirti. Che la vita ti sorride ancora. Ivan Segreto, eccoci qua, Ivan Segreto tra l'altro uscito il suo ultimo lavoro in questi giorni, Integra, e poi una serie di tappe, si arriverà fino a settembre, già disponibile sugli store digitali, Integra, insomma potete ascoltarlo, ci ha fatto questo bel regalo. Quante cose giuste ha detto di Sciacca, Ivan? Ma secondo me ha detto tutto giusto, secondo me ha detto delle parole splendide che comunque sono importanti. Secondo me ha detto tutto quello che si poteva dire. Sì, bello. E allora, visto che noi abbiamo parlato di insomma, chi ti ha portato a Palermo, chi ti ha scoperto, eccetera, eccetera, adesso entriamo veramente nella fase in cui ci divertiamo, no? Abbiamo fatto così i primi 45 minuti, anche se è durata un po' meno, adesso entriamo nella mezz'ora finale, dobbiamo andare, anzi dobbiamo restare ancora a Sciacca. Mi dici il nome del tuo primo allenatore? Aldo Napoli. Davvero? Sì. All'inizio c'era, praticamente mi ero iscritto alla Cronion, che comunque erano tanti ragazzi, all'inizio facevo fatica addirittura a entrare pure nella scuola calcio perché appunto erano tanti ragazzi. Ti posso interrompere? Sì, certo. Perché ce lo racconta lui. Ricordo che venne il papà di Accursio portando il bambino e dicendo che voleva praticamente iscrivere il bambino per giocare. Il presidente disse: guarda, purtroppo siamo pieni, siamo strapieni e non possiamo prendere più nessuno. Abbiamo deciso di non prendere più nessuno, però una volta che il ragazzo è qua lo facciamo allenare per non dargli questo dispiacere. Cominciando a vederlo palleggiare, già qualcosa si vedeva. Vabbè, sai, i palleggi destra e sinistro si possono fare, quasi tutti lo sanno fare. Quando cominciamo a fare i tiri in porta, la ginnastica e le partitine, ho notato che questo ragazzo già da piccolino si vedeva che era già abbastanza promettente. Andai subito dal presidente dicendogli subito: vieni qua, guarda questo ragazzo che come palleggia, come gioca, come calciava già a destra e sinistro da piccolino, e gli dissi subito: vieni qua, aiutami, guardalo subito perché dobbiamo vedere vedi che è bravo, è veramente bravo. Il presidente, guardando questo ragazzo giocare, disse: assolutamente bravissimo. Allora, appena viene il padre, diciamo che lo vado a prendere io a casa e lo porto qua, non ci sono dubbi su questo. I sacrifici li facciamo perché si è visto subito che era un ragazzo già promettente. Quando venne il padre alle 5 a prenderlo, abbiamo accolto a braccia aperte e abbiamo detto: tuo figlio è già tesserato con la scuola calcio Cronion. Quando Accursio ho cominciato a giocare a calcare i campi abbiamo subito fatto girare per tutta la Sicilia. Abbiamo fatto provini per moltissime società, in primis l'Inter, perché Accursio era già stato opzionato dall'Inter. Ricordo che ad Alcamo, giusto, c'erano circa 150 ragazzi e in una partita che fece ha toccato 4 palloni, proprio 4 di conto, e ha preso 2 traverse e ha fatto 2 gol. E da quel momento in poi lì è esploso tutto. Accursio, qualsiasi cosa io gli dicevo: Accursio, oggi giocami a terzino, fai il terzino destro. Sì mister, va bene, gioco al terzino destro. Figurati che una volta in allenamento, per dimostrare a tutti i ragazzi, dissi a Accursio: vuoi giocare in porta? Sì mister, qual è il problema? Io gioco in porta e non mi faccio segnare da nessuno. Era un po' silenzioso nel rapporto anche con i compagni, però fa parte del suo carattere, quindi non era un difetto vero e proprio. Calcisticamente per me difetti non erano. Allora, quante bugie ha detto Aldo Napoli? Bugie? No, è tutto vero quello che ha detto. È stata comunque una sorpresa per me questa qui. Lo ringrazio, lo saluto, spero di rivederlo presto pure. Insomma, bella esperienza, tra l'altro alla Cronion.
Ne parlavamo prima, no? Cioè, affiliati alla Juventus è quasi impossibile non nascere lì, e ovviamente Aldo ha citato anche altri personaggi della Cronion, in primis il presidente. Claudio Bobbio, sì. Una persona eccezionale davvero. Mi telefona ancora oggi dicendomi come stai, se sto bene, dove vado, come prosegue, davvero una persona eccezionale. Ti va di sentirlo? Perché no? Prego. Caro Curzio, se Aldo è stato il tuo primo allenatore, io sono stato il tuo primo presidente e siamo felici di saperti laddove sia io che Aldo abbiamo sempre pensato che tu saresti arrivato, cioè nel calcio che conta. E ci sei con pieno merito. Mi auguro che tu possa mantenere, e ne sono sicuro che manterrai, la stessa modestia e umiltà che hai sempre avuto sin da quando eri piccolino. Ti abbracciamo, ti auguriamo le cose più belle nel mondo del calcio e nella vita. Sei sempre nei nostri pensieri e ti vogliamo veramente bene. Ciao Curzio, forza Cronion! Eccezionale. Me la racconti la prima partita con la Cronion, te la ricordi? Sì, era contro lo Stadium, un'altra squadra di Sciacca, un'altra squadra calcio, dove mi ricordo ancora il primo gol. Giocavamo a calcio a 5, mi sa, o a calcio a 7, non mi ricordo. Il mio primo gol fu da centrocampo facendo all'incrocio. Ah, così diciamo? Sì. Comunque ho passato degli anni bellissimi lì, sia con gli amici che appunto con Aldo, con Claudio, che abbiamo fatto comunque tanti tornei, cioè mi sono divertito tanto. Ignazio, cosa significa per un allenatore comunque vedere poi uno dei propri figli, perché poi i giocatori diventano un po' tutti figli tuoi, no? Noi abbiamo ascoltato le parole di Aldo Napoli, anche quelle del presidente, di Claudio Bobbio, e tra l'altro li salutiamo anche per l'accoglienza che ci hanno riservato a Sciacca. Cosa significa, Ignazio, per un allenatore poi vedere comunque crescere così tanto e così bene un proprio talento? Cosa significa? È una grande soddisfazione, perché si materializza l'idea che tu ti eri fatto di un ragazzino che aveva qualità e che poteva riuscire. E si materializza il lavoro che hai svolto per migliorarlo e soprattutto la grande soddisfazione, insomma, che dalla tua scuola, dalle tue mani, fra virgolette, è uscito un campione, insomma, che darà lustro e onore e gloria alla società che tu hai allenato fino a quel momento. Andiamo. Puoi fare una domanda a nome mio? Certo, no, puoi farla tu, a nome tuo. Gliela faccio io mi prendo la responsabilità di quello che dico io, quello che dici tu ti prendi la responsabilità tua, vai tu. No, te lo chiedevo. No, certo. Come si sente uno che è arrivato in Serie A? Perché vuoi o non vuoi sei in Serie A. Cioè, come hai vissuto questa storia del Palermo? Quanto ti è piaciuta e quanto l'hai seguita? Ma io ho seguito tutte le partite del Palermo, comunque ero già mentalmente sicuro che il Palermo andava in Serie A. Sono felicissimo per il Palermo sicuramente, magari non lo so. Ti senti protagonista di questo progetto in fondo? Sì, faccio parte comunque del Palermo e comunque mi sento anche un protagonista. Ti senti anche tu in Serie A, insomma? Sì, facendo parte, sì. Con molta umiltà, ma è così, insomma. Sì. Luca, posso fare una io? Sì, poi ci fermiamo ancora per la pubblicità. Me la spiega questa esultanza che fai tutte le volte che fai gol? Intanto la fai vedere a Curzio, nel senso che allora, noi abbiamo Davide D'Avenia, che tra l'altro è patito di basket NBA, no? Ci ha detto: guardate che c'è un giocatore che si chiama Arden che fa questa esultanza così. Quindi adesso qui dobbiamo chiarire: è Arden che esulta come Bentivegna o è Bentivegna che esulta come Arden? Intanto fammi vedere l'esultanza, la facciamo vedere, no? È questa di qua. Aspetta un attimo che ti veniamo a prendere, vai. È questa di qua. Quindi così? Sì. Perfetto. Significa per me it's ok, nel senso che tutto va bene, che diciamo felicità. Ok.
questo. Va bene, tutto ok allora anche per noi, tutto ok anche in regia, poi ti chiederò un parere su Perinetti e Baccin, visto che abbiamo parlato del tuo primo allenatore, del tuo primo presidente, però ci fermiamo per la pubblicità, torniamo in studio fra poco ancora con Accursio e Bentivegna, poi davvero gli ultimi minuti di trasmissione, però ancora qualche sorpresina c'è. Okay. Va bene, va bene. Andiamo. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it. Eccoci qua Flavia, con tablet, smartphone, di tutto, di più. Allora, siamo rientrati, mancano giusto 20 minuti. Allora, intanto, mentre andiamo a prendere qualche messaggio per Accursio Bentivegna, Massimo, mi parli di una iniziativa che c'è su Repubblica, venerdì, ti pare? Sì, se Bernardo. Ecco. Listen please. Allora, questa è la pagina la prima pagina dello speciale Serie A Bentornati Rosanero, che il 30 sarà in edicola venerdì, proprio in occasione dell'ultima partita del Palermo. Sarà in edicola insieme a Repubblica. Sono 30 pagine che raccontano sotto vari aspetti, con varie firme. Qui per esempio c'è quella di Pino Caruso, che ha fatto un pagellone semiserio della stagione del Palermo. C'è un'intervista a Grasso, Zamparini, ci saranno pezzi di Ignazio Arcoleo, di Salvatore Geraci, insomma tutti quanti abbiamo partecipato a questo speciale che sarà appunto in edicola venerdì, ed è una cosa secondo me carina da conservarvi, perché vi ricorderà di questa cavalcata del Palermo in Serie A. Ce la conserveremo, grazie Massimo per averci ricordato questo appuntamento in edicola. Vai Flavia. Sì, allora su Facebook ci scrive Cosimo Lombardo, grande Bentivegna numero 1, orgoglio saccense. Poi Giuseppe Presti sempre su Facebook, continua così Bentivegna, spero un giorno di vederti in prima squadra, sei un grande, bisogna fare anche un applauso a tutta la primavera per queste Final 8, forza ragazzi, ce la potete fare. E poi sempre su Facebook scrive Marco Catanzaro dicendo di essere un tuo amico quando eravate piccoli, giocavate insieme, che ti saluta. Poi Luigi Van Gogh scrive ha sicuramente tanto talento, e poi Fabiana Valdes, nessuna domanda ma soli complimenti a lui e a tutta la squadra, e un grazie per questa stagione che avete fatto vivere a chi vi segue come me, in bocca al lupo per le finali. In bocca al lupo per le finali, lo ricordiamo, a Curzio c'è la Fiorentina da superare, poi nella parte del tabellone abbiamo beccato la Juventus con il Chievo, dall'altro lato invece ci sono Lazio e Roma, insomma una bella Final 8, tutta da vivere. Allora, ti va di restare a Sciacca ancora un altro po'? Sì. Va bene, possiamo sì. Allora, dico, il presidente onorario della Cronion, chi è? Presidente onorario? Non lo sai? Va bene, adesso ti faccio vedere il presidente onorario della Cronion. Chi è? No, poi vedi che ti sta venendo qualche dubbio. Sì, prego, però... regia, possiamo andare. Il primo ricordo che mi viene in mente quando l'ho preso per la mano, che era piccolino. È un ragazzino educato, però dico una cosa, così può vivere pure 50 anni, più mio è sempre così. Ti auguro sempre, dire sempre più su, anche se mi saluto non ci fa niente, l'importante è che diventa importante tu. Così tu bello, tu per me è sempre più caretto, un caretto mio. Ciao così, ti auguro tanta fortuna. Allora, parla tu perché a me viene un po' difficile, quindi parla tu. Chi è questo? Questo è lo zio Alfonso, come chiamano tutti. È una persona che comunque sin dall'inizio è stato sempre attaccato a me, mi ha sempre seguito, mi ha sempre trattato bene come un figlio. Veramente è una persona molto importante anche per me.
Allora, io dico, lo saluto, ciao zio Fofò, una dolcezza infinita. Sì. Dico, per chi non lo sapesse, noi l'abbiamo chiamato il presidente onorario della Cronion, di fatto insomma, è il custode lì, del campo. Infatti mi sembrava... No, vabbè, noi abbiamo un po' scherzato su questo, però insomma, grandi ricordi, anche lui così ci teneva a salutarti, no? Sì, ma anche mi chiama lui, comunque ci sentiamo a volte e mi manda sempre buona fortuna tramite messaggi, cioè veramente è una grande persona. A questo punto cosa ci manca di Sciacca? Il gossip, Luca. Se è fidanzato, se non è fidanzato, quanti figli ha, quando si sposa, insomma queste cose qui ce le dobbiamo fare. Rispondi a queste domande di Salvatore Geraci che insomma tra l'altro... Allora, fidanzata? Fidanzatina? No, non sono fidanzato. Niente, completamente niente? Ero fidanzato ma adesso no. E perché? È perché lei mi aveva detto lascia il calcio, cioè, o il calcio o me. Cioè, fammi capire. Fatti tu, una scelta personale. È una scelta tua una scelta di vita. Una scelta di vita. Va bene, invece mi incuriosisce, c'hai un bel tatuaggio qua sull'avambraccio destro, anche lì, insomma, un po' come l'esultanza, se riusciamo a farlo anche vedere lo spieghiamo, insomma, se c'è un significato, i tatuaggi sono personalissimi, ok? Quindi diciamo difficile anche poi da spiegare, però insomma che cosa rappresenta ragazza Guarda, questa è una faccia, non so se si vede, che è un portafortuna. Poi ci sono dei denti di drago che hanno un gran significato, cioè forza e coraggio, e poi alla fine c'è il delfino che è felicità, serenità. Posso fare una domanda? Assolutamente sì. Volevo chiedere se il tatuaggio è, come dire, il cliché del calciatore, nel senso, se tu non avessi fatto, se non fossi un giocatore, se non fossi, diciamo, a un passo dalla grande squadra e tutto quanto, se comunque ti saresti fatto il tatuaggio. Sì, perché a me piace a prescindere, sinceramente, l'avrei fatto lo stesso, perché comunque a me piacciono i tatuaggi, anzi ho già pensato a farne altri, però ancora, diciamo... Ma lo sa la mamma? Gliel'ho detto, però ancora devo convincerla. Va bene, allora aspetta, intanto possiamo cominciare, dai, andiamo ancora, anzi restiamo ancora a Sciacca. Prego regia, ci possiamo anche parlare sulle immagini. No, dai, me la racconti. No, ci credi sì, che è la tua stanza, no? Sì. Mica abbiamo sbagliato casa. Dai, queste maglie, raccontami un po' le maglie, no? Ma sono tutte maglie comunque, questa è quella dell'anno scorso, che comunque, aspetta, non mi ricordo, la 24 perché, questa è quando ho fatto lo stage, ok, me la ricordo, era il penultimo stage che avevo fatto, la 20 era quando ho fatto l'esordio contro la Francia. Ok. E questa quando ho fatto gol nell'ultima partita contro l'Albania. Ok, fantastico. L'Albania in Under 18 Under 18 con Paolo Vanoli. Sì, perfetto. Mister Paolo Vanoli. Allora a questo punto la mamma Antonella, salutiamo anche la mamma, non ha voluto parlare, però così si è prestata. Emotiva. Vabbè, allora il tatuaggio ne arriverà un altro, lo possiamo dire, un altro tatuaggio per Accursio. Completiamo, io direi possiamo chiudere in bellezza. Certo. E quindi? Dobbiamo chiudere. E con chi? Con papà. Ecco, perfetto. Allora, gustiamoci il papà che ci racconta un po' tutti, dai primi passi in poi. Tra l'altro, di solito cosa si fa, no? Siccome il 21 giugno fa il compleanno, in teoria sono i genitori che fanno il regalo, no? E noi abbiamo chiesto invece a tuo papà, ma il regalo che ti potrebbe fare Accursio qual è? Quindi andiamo con papà Vincenzo. Il regalo che mi aspetto, non mi aspetto veramente un regalo, già il regalo me ne ha fatto tanti perché soddisfazioni me ne ha dati tanti, anzi lo devo ringraziare solo per questo, queste soddisfazioni che mi ha dato e sicuramente me ne darà altri perché lui ci mette il massimo impegno,
la caparbietà, il lavoro, ci mette tutto. Sicuramente me ne darà ancora molto di più di quello che mi ha dato adesso. Al primo pallone che ha ricevuto come regalo, già per lui era un suo fratello. Dormiva sempre abbracciato al suo pallone e mai per lui era una cosa indispensabile. Non giocava mai con i giocattoli, che so, le macchinine, solo pallone. La gente qui si divertiva vedendo lui piccolino a giocare con quelli più grandi di età, della sua età. Poi un giorno mi chiese: papà, voglio andare a scuola calcio. Un padre cos'è che non fa per i figli? Tutti i giorni che io andavo alla scuola calcio, vedevo che faceva le partite, già io vedevo in lui che già era bravo e che poteva andare lontano. Ho capito quando mi hanno chiamato sia l'Inter sia il Palermo, ho capito là. Ho cercato l'Inter, però non è che facevo salti di gioia, mi sono emozionato perché ho capito che il ragazzo già cercando delle squadre vuol dire che qualche cosa c'era. Però siamo rimasti sia io sia lui passivi, tranquilli, perché si sa già da piccoli fino a che diventerà un grande giocatore ce ne vorrà di strada. Lui è quello che deve decidere su queste situazioni e io credo in lui, che lui fa sempre le scelte migliori. Sull'aereo di ritorno io gli chiesi una cosa importante da Curzio, gli chiesi: dimmi una cosa, ti piace Milano? E lui mi ha risposto: a te? E gli ho detto: ma come tenore di vita no, te che ne pensi? E fa: papà, nemmeno a me piace. E gli ho detto: bravo, allora ritorniamo in Sicilia, andiamo a Palermo, se hai la fortuna di andare avanti ci vai lo stesso avanti, invece che dall'Inter se andiamo è più facile scendere verso sotto. Io mi vedo in mio figlio, però in differenza che mentalmente lui è molto più forte di me, di quando ero a suo tempo, pure ragazzino della sua età. A parte di essere un giocatore, è un ragazzo tranquillo, un ragazzo serio, di poche parole, è già un grande già da piccolo. Questo è da Curzio. Io gli auguro una carriera veramente, no perché è mio figlio, ma in base per i sacrifici che ha fatto. È quasi 5 anni che fuori è andato via da piccolo e quello che gli ho detto io è solo con i sacrifici si va avanti. Sicuramente continuerà a farli come li ha fatti fino adesso, perché è un caparbio. Lui vuole arrivare dov'è che vuole arrivare e sicuramente con i suoi impegni ci riuscirà. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. E allora, papà Vincenzo? Non me l'aspettavo da lui. Parliamo ogni sera, però non mi ha mai detto che comunque aveva parlato con voi. Bravo papà Vincenzo. Almeno una cosa me l'ha nascosta. Il rapporto con tuo papà? No, abbiamo un rapporto veramente grandioso. Parliamo sempre di tutto ciò che succede, di come vanno le cose, sia a lui che a me, di tutto, parliamo di tutto. Però questa me la pagherà. No, questa... Vabbè Vincenzo, non ti preoccupare, comunque grazie per aver mantenuto il segreto. Allora ci siamo riusciti. Allora, l'ultimo giro, Salvatore, Massimo, Paolo, Ignazio. Io devo dirti la verità, sto fremendo, ma sto fremendo non per fargli una domanda, o meglio, la domanda gliela faccio e me la liquido subito, ma sono cose di poco conto. Poi ti dico la cosa secondo me più importante. Il numero che preferisci è il 10?
Sì, ma ci sono tanti numeri comunque che preferisco. Vabbè, dico il 10 è quello che preferisco. Altri hobby ne hai oltre al calcio? A me piace il tennis, però... Frequenti poco? Sì, sì. Ok, Anzi, PlayStation, niente. queste cose qui? Sì, sì. Musica? Musica sempre. Ascolto perfetto. sempre la musica. Quello che ti volevo dire invece è un'altra cosa completamente diversa. Io ho ascoltato papà, l'ho ascoltato con interesse perché è sempre il più interessato di tutti, no? Sì. Vivete un'emozione unica. Noi spesso cerchiamo confronti fuori, il grande campione del Piero, la grande squadra, il grande dirigente, il grande presidente, il grande procuratore, i soldi, eccetera, eccetera. Io penso che invece il regalo più bello che tu abbia potuto avere dalla vita è avere un padre che parla e ragiona in questa maniera così. È lui l'esempio da imitare. Sì, sono stato sempre fiero di lui, di quello che ha fatto sempre per me. Ha fatto grandi cose, grandi sacrifici per me, sia lui che mia madre, tutti, anche mio fratello. Non posso dire altro, sono veramente fiero e sono felicissimo di avere una grande famiglia. Devo dire che noi avevamo abbracciarli a un bacio. È un bacio. Devo dire che avevamo rintracciato anche Giuseppe. Sì. Poi te lo spiegherà. Insomma, vabbè, Giuseppe, salutiamo pure Giuseppe, sì. Però insomma, perché lui vive a Palermo, però vi vedete anche pochissimo. Sì, sì, perché sta dall'altro lato di Palermo. Vabbè, poi te lo racconterà lui, però dico, ci avevamo provato pure con Giuseppe. Flavia, ancora messaggi. E allora, su Twitter I Love Palermo Calcio scrive che bella puntata stasera, la semplicità di Bentivegna e Family, stupenda. E poi ci scrive su WhatsApp, sono dei tuoi amici, Calogero ed Enzo che ti mandano un forte abbraccio, e poi anche un abbraccio ai tuoi compagni di squadra Cardi e Giacomarro, e poi altri tuoi due compagni vorrebbero un saluto da parte tua, che sono Domenico Patti e Nicola Braccalenti. Ah, li saluto, sono quelli del convito. E allora dobbiamo correre, ragazzi, dobbiamo correre perché ci hanno accorciato un po' i tempi di messa in onda. Allora, per evitare di sforare, perché sennò poi domani ci picchiano, tu hai portato un regalo, adesso lo preparerai. Sì. In apertura di trasmissione Ignazio Arcoleo ha parlato di Nanà Gulino, e allora a proposito di Sciacca, di Cronion, Nanà Gulino è stato anche tra i responsabili del settore giovanile, insomma l'Udinese è a caccia di talenti a Sciacca, c'è stato un accordo con tra l'altro ex calciatori dell'Udinese, Stefano Fiore in primis, ma anche Massimiliano Ferrigno che da diversi anni è un manager sportivo affermato. L'incontro si è svolto insieme agli istruttori appunto Nanà Gulino e Vincenzo Montalbano, sono i due tecnici che saranno i punti di riferimento in Sicilia per la struttura friulana, quindi in bocca al lupo a Nanà Gulino che tu hai avuto ai tempi del Foggia, Ignazio, caro mio. Allora noi salutiamo tutta Sciacca. Salutiamo e ringraziamo Accursio Bentivegna, ricordiamo l'appuntamento con la Primavera, il 5 giugno si gioca con la Fiorentina, alle 5. Esatto, alle 17, nella stessa parte di tabellone abbiamo beccato la Juventus o il Chievo, dall'altro lato ci sono Lazio e Roma oppure Atalanta o Torino, giovanissimi nazionali ancora da sorteggiare, giovanissimi regionali che hanno finito il loro campionato, poi insomma hanno incontrato la Sampdoria, hanno vinto 3-0, poi hanno pareggiato 1-1, insomma adesso incontrano la Roma, ma cosa vuoi che sia, no? Andiamo a giocare tranquillamente, non ci sono problemi. Ma noi siamo il Palermo, possiamo giocarcela con tutti. Ma noi siamo il Palermo, che dire, insomma, in bocca al lupo a Cursio. Crepi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Insomma, forza Palermo sempre, vi seguiremo con la Primavera. Ringrazio Salvatore Geraci, puntata speciale venerdì perché si gioca di venerdì con il Palermo. Grazie a Massimo Norito, venerdì appuntamento in edicola con Repubblica. Grazie Paolo Vannini, Corriere dello Sport, Ignazio Arcoleo. Grazie Flavia per il tuo ruolo. Grazie a Francesco Caruana, a Davide D'Avegna, grazie all'ufficio stampa del Palermo e ovviamente a tutti per la disponibilità, in primis a Sciacca. Adesso rivediamo quello che non abbiamo potuto mandare in onda con la sigla che è sempre dedicata ad Accursio Bentivegna. Noi ritorniamo sabato, attenzione, sabato alle 21:35 perché si gioca di venerdì, quindi ultima puntata dell'anno con il 31 maggio, si chiude tutto. Grazie, ciao! Che c'è nella mia terra se cammini. Me lo sono tirato dietro e lui rideva, perché ride sempre. L'unica cosa che fa normalmente è bene. Guardando chi sta gente che amarredi, arabi, normanni, fenici, barbari, sicane, quattro proci, erano 3000 quanto i greci, c'era un santo nero agli africani.
Sono passati secoli e le facce sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Allora, caro Accursio, io ti mando un grossissimo abbraccio e ricordati che alla scuola calcio cronico... Aspetta, perché io mi emoziono, aspetta un attimo. Ma tu, se tu c'eri domenica sabato quando abbiamo fatto doppietta, io mi emoziono, aspetta un momento perché mi emoziono. Siamo gente con le mani avanti. Tedeschi, giapponesi e due francesi, i clandestini papi americani, Pippo Baudo, Garibaldi e Goethe, Sciascia, Pirandello e Camilleri. Sono passati terremoti e frane, i poveretti c'hanno i macchinoni. Già appena tocca il pallone già mi vengono i brividi a me. Già qualsiasi cosa che fa, è importante che tocca il pallone, già mi viene i brividi. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Non so stare senza questo sole, questo mare mi spavento. Quando sono a casa 9200. La